Ben ritrovati, questo è 7 in punto, approfondimenti, analisi di tanti argomenti. Oggi non parliamo nello specifico di Covid-19, o meglio, parliamo di qualcosa che poi inevitabilmente si ricollegherà anche alla contingenza che stiamo vivendo. Oggi parliamo di pesca sportiva. Voi direte, in questi momenti parlare di pesca sportiva. Attenzione, perché è venuto a parlarcene un vero e proprio esperto, una persona che è anche molto conosciuta dal punto di vista pubblico per le sue molteplici attività. È per questo che andiamo ad introdurre, a ringraziare e a salutare, ringraziandolo appunto di essere con noi questa mattina, Alessandro Villari. Buongiorno a te, Alessandro. Buongiorno a tutti. Grazie di essere con noi. Noi ti abbiamo titolato in questa trasmissione professionista di bass fishing, perché tu effettivamente sei un professionista, però è una delle tue tantissime attività, perché tu sei anche DJ, sì. Hai anche un negozio sì. a Bassano. Esatto. Per cui insomma raccontaci come sei arrivato a questo bass fishing e più che altro che cos'è il bass fishing. Certo, allora inizio dalla pesca, inizio come pescatore, credo un po' come tutti. Sono partito grazie a mio padre più di 30 anni fa. Mio padre è pescatore, pescava a mosca e mi insegnò subito la pratica del rilascio del pesce, quello che in gergo si chiama catch and release. Quindi per me non fu una scoperta o comunque una sorpresa catturare un pesce e poi rilasciarlo vivo, perché poi più di 30 anni fa era una cosa abbastanza insolita, no? E quindi questa cosa mi ha portato a continuare la mia passione, i primi anni con lui, e dopo cominciai a fare le mie prime scappate con la bicicletta assieme ai miei amici nei laghetti vicino a casa mia, e pian pianino ho continuato e finché sono arrivato a praticarla praticamente quasi tutti i giorni. Addirittura quasi tutti i giorni, anche in tempi di Covid. Allora purtroppo con il Covid poi ci sono state le restrizioni che ci hanno impedito di uscire al lago, nei fiumi o comunque negli specchi d'acqua adibiti a questo sport. Ne ho risentito io, ovviamente ne hanno risentito tutti i ragazzi che praticano questa magnifica attività e si sono ritrovati a casa, però voglio dire, nel male è stato anche un bene, perché ci siamo tutti uniti attraverso i social, quindi con le dirette, ci troviamo ancora adesso ogni sera a parlare di esperienze, delle nostre passioni, delle tecniche, dell'attrezzatura, dei consigli, e quindi è stata una cosa che ci ha uniti ancora di più. Sì, perché oltretutto specifichiamo anche che ci segue da casa, voi operate e esercitate questa professione nelle più assolute condizioni di sicurezza, no? Usciamo prestissimo la mattina, forse ancora prima dei lavoratori o comunque dei flussi, diciamo, i numeri che potrebbero creare problemi di assembramento, e poi siamo in contesti totalmente naturali, siamo magari in riva al fiume, nei laghi, o chi pesca in acqua salata, al mare, peschiamo, noi nella nostra fattispecie peschiamo dalla barca, quindi comunque siamo da soli in mezzo al niente, quindi non ci sono problemi di distanziamenti sociali e quant'altro. Tanto meno pericoli di assembramento. Esatto. Tu hai proprio un'attività che non è solo un'attività di pesca, ma è anche un'attività diciamo, didattica della pesca. Sì, più che attività io la chiamo ancora progetto. Bravissimo. Ossia la mia è un'idea, è un sogno che ha iniziato a concretizzarsi 3 anni fa, e il progetto è quello di condividere questa passione, questo magnifico sport ai ragazzi e mettere a loro a disposizione ovviamente tutta la mia esperienza, poca esperienza o l'esperienza che ho raccolto in questi più di 30 anni di pesca, tutta l'attrezzatura, praticamente mettergli a disposizione un servizio completo e insegnargli tutto quello che non sanno, i vari abbinamenti, anche il colore dell'esca, la scelta dell'attrezzatura, della canna, ma soprattutto insegnare loro il rispetto della natura, degli animali, in questo caso dei pesci, vivendo appunto in un contesto che è magnifico.
Sì, perché specifichiamolo, voi non usate esche vive. No, noi usiamo esche al 100% artificiali e sì, ce ne sono, è un universo. La pesca è un universo di attrezzature, di colori, di tipologie di esche e sì, usiamo esche artificiali che per la maggior parte addirittura sono ad impatto ambientale zero perché sono biodegradabili, anche quelle che potrebbero sembrare più, tra virgolette, più dannose, ad esempio l'amo. Gli ami sono fatti in un materiale che se rimangono un tot di giorni in acqua si sciolgono, si corrodono e quindi vengono, anche nel caso magari possono rimanere attaccati al pesce durante un combattimento, si rompe la lenza, dopo un po' vengono... Riesci a smaltirle. Esatto. No, è una cosa molto, molto interessante. Certo. E poi ricordiamolo, voi ributtate sempre il pesce in acqua. Sì, allora la pesca si divide poi in pesca diciamo normale e la pesca sportiva. La pesca sportiva prevede il rilascio del pescato vivo. In gergo, in inglese si chiama catch and release, ossia cattura e rilascia il pesce. Certo, sì, sì. È una cosa che forse è la prima cosa che io cerco di trasmettere ai ragazzi, perché comunque viviamo purtroppo in un'epoca dove vari fattori, tra i quali l'inquinamento, stanno deteriorando tutti gli specchi d'acqua, tutti i nostri fiumi, eccetera, eccetera. E quindi il pesce purtroppo spesso non è tutelato e di conseguenza dobbiamo essere noi in prima linea a preservarlo. Sì, perché è proprio quello, anche tante volte quando ci capita, insomma, anche, non dico nelle nostre città, ma nelle vicinanze, di vedere qualcuno che va a pescare, si pensa sempre a che pescosità ci può essere nei nostri corsi d'acqua e soprattutto anche alla qualità del pesce, poveretto, perché certo. insomma è un ricettore di inquinamento, vivendo in un contesto che poi diventa inquinato per mano non certo sua ma dell'uomo. Certo, certo, ma infatti, sai, ok, l'inquinamento c'è, è una cosa che ormai è molto presente in qualsiasi specchio d'acqua. Sì. Non è la scusante, cioè noi cerchiamo di mettere in primis che il pesce noi lo rilasciamo non perché non si può mangiare, ma perché è giusto rilasciarlo. Sì, ho capito. Questo è un concetto importante, poi c'è tutto un discorso, come ci hai fatto tu, che al giorno d'oggi si intenderebbe sotto il termine di sostenibilità, che è assolutamente rispettata per quanto riguarda la vostra disciplina. Sì, assolutamente. Guarda, ti parlo, la vedo anche nell'occhio, dall'ottica, per esempio, magari di molte aziende che investono in queste attività, no? Purtroppo al giorno d'oggi c'è una somma di plastica, di rifiuti, ma noi ce ne accorgiamo, sai dove? In acqua. Ma te ne accorgi quando tu stai amando quello che fai, perché una persona che magari passeggia normalmente o viaggia in macchina e non è focalizzata su questa cosa, la trova quasi una normalità. Sì. Quando tu invece vivi quello che stai facendo con passione, ti dispiace vedere che sta lentamente, io lo chiamo proprio, sta morendo. E per me vedere l'acqua o comunque la terra, tutto quello che ci circonda, sporco, deteriorato, pieno di plastica, è bruttissimo. Poi a livelli più grandi questo tipo di situazione si riflette magari nel danneggiamento di specie tipo si chiamano le balene, i cetacei, certo, che poi ingurgitano tutta questa plastica che viene rilasciata anche negli oceani, certo, le tartarughe stesse, cioè veramente diventa un avvelenamento che da queste specie animali poi si trasmette a tutto il resto dell'ecosistema. Mamma mia, veramente terribile. No, per cui insomma è un discorso, come vedete, che stiamo portando avanti con Alessandro, un discorso di ambiente, di ecosostenibilità e anche di rispetto, insomma, anche, che poi si riflette in un rispetto anche tra persone e persone. Sì, credo che sia una cosa da fare imparare appunto ai giovani, perché poi se ti senti in pace con la natura e con tutto ciò che ti circonda, credo che tu possa affrontare la tua vita
e i tuoi rapporti con ovviamente le persone in maniera più solare, più pacifica, più positiva, no? Alessandro, a questo punto un'informazione, come diciamo noi, di servizio. Chi ci sta ascoltando, se ti volesse contattare, volesse insomma capire cos'è questo bass fishing, che ricordiamo, la parola bass è la parola inglese che indica? Sì, allora bass proviene da black bass, ossia il persico-trota in italiano, Trota, sì. e bass fishing deriva appunto dalla pesca al black bass. Mi potete contattare magari tramite i social, sono abbastanza presente e attivo praticamente ogni giorno. La mia base, diciamo, operativa è al lago di Bolsena in provincia di Viterbo, perché è uno dei, a mio avviso, anzi è il miglior lago che abbiamo in Europa per questa disciplina sportiva. Non sto qui a raccontarvi quanto bello sia quel posto, perché io lo amo e lo vivo praticamente 6-7 mesi l'anno. Quindi per chi vuole imparare la pesca al black bass, ma in generale avvicinarsi alla pesca, perché è un'attività che, come dicevo prima, in questo periodo stare all'aria aperta è la cosa migliore da farsi. Imparare qualcosa che ti decontestualizza un po' da tutti i tuoi problemi che magari accumuli, le tue tensioni durante le giornate, e impari una cosa che ti diverte e ti fa stare bene. E poi soprattutto è anche un modo, sempre per usare un termine molto in voga al giorno d'oggi, per sdoganare un po' la pesca da quella che è una concezione pubblica di mentalità, per cui la pesca è il vecchietto, il pensionato che non sa cosa fare, va a buttare l'amo. Sì, noi ci discostiamo un po' da quel luogo comune che le persone hanno della pesca classica, che ormai è una cosa un po' vecchia, un po' obsoleta, no? Con tutto il rispetto per comunque i vecchietti che vanno a pescare in riva al fiume, noi siamo sì, un po' l'evoluzione, ma anche a partire dall'abbigliamento fino ad arrivare appunto al concetto proprio in se stesso di vivere la pesca come sport e come rilascio del pescato, e di vivere appunto le giornate così. Tu hai avuto gran belle esperienze anche al lago di Bolsena, insomma, cioè hai avuto dei riconoscimenti per cui le persone traevano dall'esperienza che avevano vissuto con te anche dei benefici proprio per la loro stessa esistenza, insomma anche un modo dal punto di vista, sì, diciamolo, anche del morale, perché caspita, cioè noi ormai è da un anno che abbiamo tutto il morale sotto i tacchi, perché a vivere questa dimensione, sai, non è che ci sia di che entusiasmarsi, ma non solo per se stessi, anche per gli altri, per il contesto in cui si vive. Poi adesso ci hanno chiuso tutto, tutte le attività precluse, no, pensiamo anche alle palestre, pensiamo ai locali pubblici, insomma, è tutta una dimensione un po' molto penalizzata, che poi insomma si riflette anche economicamente in termini. Volevo chiederti, Alessandro, ma tu sei uno dei professionisti di bass fishing, ma in Italia non è che siate così tanti. No, allora diciamo che il concetto di professionista in Italia è un po' diverso dal concetto di professionista che c'è, diciamo, nella patria di questo sport, che è l'America. Sì. Comunque qui ci sono delle federazioni, dei campionati, adesso parlo un po' del lato, diciamo, prettamente proprio sportivo e quindi competitivo. Ci sono sì dei campionati dove ci si iscrive, si partecipa e in caso di vittoria si va a partecipare a quelli che sono considerati il mondiale della pesca al black bass, in questo caso in America. E lì ti trovi catapultato in una realtà che farei fatica a spiegarvi, perché immaginate di giocare nel campetto di casa a calcio, vinci quella partita, domani ti trovi a giocare al Meazza. Ma a livello di numeri sto parlando, quindi tornei, alle quali premiazioni ti trovi in uno stadio con 40-50 mila persone, lasciando poi perdere proprio i montepremi stessi a livello di soldi e di ingaggi anche con gli sponsor. È una cosa che ti potrebbe cambiare la vita. Per cui c'è insomma anche una serie di interessi importanti insomma attorno a questa disciplina. Sì. Ma tu stesso sei campione europeo? Io vinsi questo torneo europeo, che ora non lo fanno più, si chiamava al tempo Elite Tournament Trail, e lo vinsi nelle 2 tappe, Lago di Bolsena e qui in casa a Padova,
noi lo chiamiamo delta del Brenta, ossia nel Sì. Brenta, Bacchiglione e Piovego, sì. Vinsi qui la finale nel 2007. Perché tu stesso mi dicevi, prima che andassimo in onda, che comunque la nostra zona, chiamiamola la regione, il Veneto, è importante dal punto di vista, con tutti i corsi d'acqua che ci sono, indubbiamente. Certo, il Veneto, ma comunque proprio la provincia di Padova è stata per parecchi anni forse il posto migliore Addirittura. per la pesca al bass. Sì, non a caso c'erano equipaggi che venivano dal nord Italia assolutamente, dal centro Italia, da tutte le regioni. Poi purtroppo le piene, l'inquinamento, varie cose hanno portato un degrado costante di questi posti che purtroppo a mio avviso dovrebbero essere un po' più rivalutati, tutelati, ma è un problema di tutte le acque in Italia. Potremmo fare le ore piccole a parlare di queste cose, non so se è il caso. No, purtroppo, perché ne abbiamo sempre parlato tanto. Abbiamo scoperto, insomma, con le alluvioni purtroppo storiche, per esempio nel 2010, la fragilità idrogeologica del territorio. E da allora è stato un continuo, insomma, qui basta che vengano 2 gocce d'acqua in più per trovarci in situazioni, ovviamente dipende anche, sappiamo, dalla cementificazione a cui vanno soggetti i nostri territori, però indubbiamente è un degrado del territorio che non è che abbia dei riflessi positivi appunto in un'attività come la vostra, per esempio. Certo, infatti purtroppo negli ultimi anni si sono verificati eventi del genere che, a parte i pericoli e comunque i danni che hanno fatto alla popolazione ittica, hanno messo veramente in disagio proprio la popolazione. Sì, e quindi sì, è stata una cosa che ha comunque avuto un impatto su tutto, sia nella nostra vita che ovviamente nel nostro passatempo preferito. Per cui Alessandro, tu non è che potresti, diciamo, limitare in una fascia di età la pratica del bass fishing. Si può cominciare, tu hai cominciato, insomma, sei giovane, hai cominciato 30 anni fa, per cui sarai stato poco più di un ragazzino. Avevo poco più di 10 anni. Ah, caspita. E sì, ho ricordi di mio padre che mi portò in questo piccolo laghetto vicino a casa nostra e io lo vedevo usare, lui pescava a mosca, con la tecnica della mosca. Sai l'amore a prima vista? Colpo di fulmine. Ma me ne accorgo con i ragazzi che ho in barca, vedo, partono già da comunque una passione di base, però poi gli si apre un mondo, li vedo perché poi mi scrivono i giorni dopo grazie perché ho scoperto delle cose incredibili e secondo me è questo da valorizzare, è valorizzare la pesca. Io cerco di infonderla un po' come un'arte marziale. È una questione di allenamento, è una questione che ti porta a star bene con te stesso, perché quando sei in un contesto naturale che ti piace, ti fa stare in pace con te stesso, e in più ti insegna anche ad avere pazienza, perché infatti la pazienza del pescatore credo sia una cosa ben conosciuta, e a non mollare mai. Per cui è una disciplina anche. È una disciplina mentale, anche fisica, perché vorrei ricordare che noi comunque possiamo trovarci in situazioni avverse, sotto la pioggia, sotto il sole tutto il giorno, facciamo dei chilometri, è una cosa che a tutti gli effetti io reputo uno sport e quindi può insegnare ai ragazzi anche avere molte soddisfazioni, però in caso di sconfitta ti può insegnare ad aver imparato qualcosa da quella giornata, no? Ma adesso spiegaci, in questa situazione di blocco determinato dal Covid, cioè voi siete fermi come attività, nel senso non avete neanche, come dire, una scadenza entro la quale prevedete sì, magari dal tot giorno si potrà ricominciare? A dire il vero c'è stato comunque, ci sono stati dei progressi in quanto da qualche settimana è stata riconosciuta la pesca come attività che non nuoce a livello di assembramenti eccetera eccetera, quindi siamo stati, c'è stato un rompete le righe finalmente. Non possiamo ancora uscire dalla regione e quindi per ora siamo comunque relegati all'interno delle nostre regioni di appartenenza, però comunque siamo abbastanza fortunati noi in Veneto perché comunque abbiamo degli specchi d'acqua dove andare a praticare il nostro sport. Adesso nel mio caso sto aspettando che si possano aprire le regioni per poi iniziare la stagione.
Ed è fermo ovviamente anche l'attività agonistica. L'attività agonistica sembra che invece sia stata confermata. Chi, come me, deve fare delle trasferte, in questo caso quindi fuori regione, iscrivendosi alla gara e quindi avendo certificazione, Sì. può spostarsi per Ho capito. per fare anche le prove, per provare i campi gara, perché comunque partecipare a una gara vuol dire non solo andare lì il giorno della manifestazione, ma frequentare il posto per capire un po' come pescare, eccetera, Per eccetera. riconoscere proprio il territorio. No, è interessante, insomma, anche perché ti trovi in un ambiente nuovo, lo scopri in quel punto di vista, in quell'ottica che ti dà il bass fishing. Sì, sai, tante volte si rischia di confondere, diciamo, la tendenza, il trendy con quello che invece, diciamo, è una passione o un qualcosa che ti può far bene, anche perché c'è il fatto del trendy. Se tu non conosci un determinato ambito e riesci ad allargarlo a quante più persone, insomma, crediamo che a quel punto diventi patrimonio comune più che, insomma, la definizione trendy o di moda, perché non crediamo che tu abbia cominciato a pescare perché andava di moda. No, assolutamente, guarda, ti dico, la pesca all'estero è un'attività come può essere il campeggio, l'andare in bicicletta, giocare a calcio, come tante attività, è riconosciuta e praticata da tantissime persone. In Italia è comunque un fenomeno che è in continua crescita. Manca solo un riconoscimento, ma soprattutto manca un voler bene alle nostre acque. Noi ci siamo in prima linea, però ci vorrebbe qualcuno che dall'alto dica ok, qui si può creare una situazione davvero importante come all'estero, bisognerebbe gestire meglio le acque. Sì, anche perché non è una questione che riguarda i classici 4 gatti appassionati di, insomma, mi sembra che sia un qualcosa... Sì, in Italia siamo, ora a quantificarlo perfettamente, però non lo so, però siamo decine di migliaia di praticanti, quindi è una cosa che specialmente in un range d'età molto importante, perché comunque il ragazzino dai 10 anni, 12, accompagnato, pratica questo sport, poi se viene instradato bene è una cosa che si porta avanti per sempre. Sì, anche perché può creare un indotto comunque interessante anche per tutte le attività collaterali, no? Sì, assolutamente. Per cui, insomma, diciamo anche per un tornaconto economico di interessi, insomma, non è che ci sarebbe da sottovalutare questo tipo di disciplina, proprio anche a livello di ordinamento, anche dal punto di vista legislativo, anche di inquadramento. Certo, caspita, in un paese in cui una disciplina come lo sci, così diffusa, viene trattata in quel modo là, non osiamo pensare appunto a discipline, chiamiamole minori, perlomeno per fascia di appassionati, ovviamente, perché paragonarsi con lo sci è sempre molto arduo, insomma. Diciamo che tu riponi delle speranze che speriamo fra qualche tempo possano trovare ascolto, ecco, che sarebbe già qualcosa, no? Certo, guarda, io sto dedicando praticamente, non dico la mia vita, però tutte le ore, le giornate che ho disponibili a questa cosa. E se mi permetti volevo dire un'altra cosa che mi ha toccato il cuore, è stata un'esperienza che ho avuto qualche mese fa. Sono arrivato in contatto con gli amici di Vicenza for Children. Vicenza for Children è un'associazione, che saluto, di ragazze fantastiche che si sono adoperate per creare queste realtà che dà supporto alle persone, alle famiglie, le quali hanno dei figli con problemi legati a malattie patologie gravi. Esatto. Io mi sono messo in gioco, a seconda delle mie possibilità, nel periodo natalizio ho organizzato un'asta benefica e mi ha emozionato vedere che tutti i ragazzi che mi seguono e che comunque sono appassionati di pesca hanno partecipato in maniera massiccia. Bello. E abbiamo donato una cifra che reputo importante, perché abbiamo donato più di 6.000 euro raccolti in poche ore, e per questa stagione sto cercando di organizzare una sorta di camp estivo per ospitare i ragazzi.
E fargli passare delle ore spensierate con la pesca, insegnargli la passione per questo sport, per la natura e cercare di fargli scivolare addosso i problemi che hanno. No, ma poi sai, importante anche per una considerazione a questo punto conclusiva del fatto che insomma, vabbè, è un po' da bacchettoni, ma distrarre i ragazzi da quella concentrazione eccessiva che hanno su questi benedetti smartphone o devices, insomma, anche perché la pesca è qualcosa che impone sì, concentrazione, ma anche insomma, avere la testa su qualcosa che non sia appunto uno smartphone o un altro strumento, insomma. C'è proprio un qualcosa nella natura. Certo, bisogna ritornare a quelle che sono le passioni vere, reali, e toccare con mano quello che vedi e che stai facendo. Sì. Credo che questa sia una delle attività che possono distogliere ore importanti, momenti importanti ai ragazzi dai telefoni. Insomma, fa scoprire anche una dimensione nuova. Adesso non è che noi diciamo buttare via gli smartphone, no, guai se non esistessero, no. Però insomma diciamo perlomeno anche abbiamo visto i social che ruolo importante che hanno anche per la comunicazione di Alessandro, ma insomma scoprire questa dimensione diversa che forse non solo i giovani dovrebbero scoprire, anche magari quelli un po' più avanti con l'età, perché anche noi ci siamo uniformati a questo modo di pensare, per cui non abbiamo più occasioni in cui riusciamo a stare nel mezzo della natura, tranquilli, però concentrati e quindi in una dimensione diversa da quella che è un po' la nevrosi che viviamo. Volevo chiudere dicendo che noi i telefonini li usiamo per farci le foto assieme al pesce per poi rilasciarlo, quindi è l'uso che ne facciamo. Sì, sì, buon per il pesce e buon per voi, insomma. Volevo dire anche una cosa, Alessandro, io mi ero segnato un sito che è quello della federazione, che si chiama FIPSAS. Sì, sì, è la federazione italiana per gli sport, diciamo, acquatici, alla quale bisogna sì, tesserarsi per poi partecipare tramite il club di appartenenza alle competizioni. Sì, certo. Ma lì puoi anche avere aggiornamenti a proposito, non so, del calendario di gare, manifestazioni? Sì, ci sono, certo, c'è la sezione di tutte quelle che sono le gare ufficiali, informazioni che poi si trovano anche all'interno delle federazioni, perché ci sono delle altre federazioni. La FIPSA fa a capo, diciamo, come casa madre, diciamo, però poi ci sono associazioni tipo Major League Fishing, che è nuova, è arrivata in Italia da poco, realtà consolidatissime all'estero, sì, ovviamente si appoggiano poi a FIPSAS. Certo. A FIPSAS, che è la federazione. Bene Alessandro, senti, ci ha fatto molto piacere non solo conoscere te, ma anche conoscere questa disciplina che, lo ricordiamo, si chiama bass fishing. Fishing è il verbo inglese per indicare il pescare e bass appunto è riferito a questo trota persico, no? Persico trota. Persico trota, no, scusaci, persico trota. E dunque, se avete bisogno anche di informazioni nei social, Alessandro Villari, insomma, è un nome che non faticherete a trovare, anche perché Alessandro è particolarmente impegnato e attivo nei social. Alessandro, più che buona fortuna, buon lavoro anche per una ripresa dell'attività diciamo, a pieno regime, che speriamo insomma, non abbia delle scadenze molto avanzate nel tempo. Insomma, adesso parliamo di febbraio, speriamo insomma, che con la primavera qualcosa... Non vediamo l'ora. Comunque grazie ad Alessandro Villari. Grazie a voi del tempo. E in bocca al lupo per tutte le tue molteplici attività, perché ricordiamo, Alessandro fa anche serate come DJ, per cui fermo tutto anche lì a proposito di attività che sono state congelate dall'emergenza sanitaria. Arrivederci Alessandro. Grazie a voi, arrivederci. Grazie ad Alessandro Villari, con cui abbiamo parlato di bass fishing. A voi per averci seguito. 7 in punto si ripropone come di consueto nei prossimi giorni per ulteriori temi di approfondimento. Arrivederci, buona giornata e a presto.